siamo cresciuti. In quella esperienza ci ha fatto crescere e ci ha dato anche un forte senso di comunità. Questo quel che resta di quella tremenda esperienza per Giuliano Martini nel 2020, sindaco di Vo ai piedi dei Colli Euganei, il primo comune che 5 anni fa diventò zona rossa. Martini ricorda come in pochi attimi cambiò tutto. Incredulità all'inizio, non potevamo credere che il Covid sarebbe arrivato a Vo, poi però ci siamo rimboccati le maniche. Il piccolo comune padovano venne chiuso, nessuno poteva entrare o uscire, un anticipo di quello che sarebbe poi successo in tutta Italia. In questo punto dove ora passano le auto era stato allestito uno dei 12 checkpoint che chiudevano Vo, il comune ai piedi dei Colli Euganei. Ad aiutare ad allestire i posti di blocco il responsabile del settore tecnico, l'unico che in quei giorni poteva muoversi. Non girava un'anima viva, un silenzio veramente di tomba, giravano le ambulanze, giravano i carabinieri, giravano i militari dei vari posti di blocco, giravo io. A 5 anni da quei tragici momenti però a Vo resta un sorriso legato a 3 giovani che stavano bevendo un aperitivo davanti al bar che ora ha cambiato gestione in piazza. Noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Al Bar Sole la frase che disse ai nostri microfoni un ragazzo intervistato in quella notte di 5 anni fa l'hanno voluta anche immortalare con un adesivo. Mi capita spesso, fortunatamente sono tutti ragazzi giovani che vengono, vogliono vedere il disegnino il famoso logo di chi ha detto appunto noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Ecco, una cosa abbastanza goliardica, diciamo, fortunatamente, diciamo che un po' i brutti ricordi cominciano un po'